Siamo con il professor Carlo Carraro, emerito di Ca' Foscari, di cui è stato rettore dal 2009 al 2014 e tuttora ordinario di economia ambientale. Buongiorno. Buongiorno professore. Dunque, lei ha coordinato uno studio molto articolato, commissionato dal Ministero delle Infrastrutture alla Commissione sui cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità sostenibili. I nostri giornali stanno cercando di impegnarsi in maniera seria, rispetto al racconto dell'adattamento e delle mitigazioni del cambiamento climatico. Il Veneto ha delle peculiarità, come tutte le terre, e ha ovviamente dei pattern che si ripetono in tutto il sistema paese. La questione della riduzione del traffico motorizzato è una questione decisiva. Certo che la rete infrastrutturale veneta ha privilegiato disordinatamente per decenni la gomma rispetto alla rotaia e i comuni sembrano andare avanti in ordine sparso. Dunque, come se ne esce anche sulla base delle vostre risultanze? Il Veneto è un caso importante in Italia perché è un territorio estremamente fragile e le analisi del rapporto partono proprio dall'individuazione di quantificazione di questa fragilità, di come il cambiamento climatico nei prossimi 10-20 anni impatterà in modo estremamente rilevante sul territorio veneto. Quindi è un territorio sul quale è più urgente che in altri intervenire, sia sul fronte dell'adattamento, protezione, resilienza, dobbiamo proteggerci da quello che sta arrivando, sia sul fronte mitigazione, perché dobbiamo contribuire assieme a tutti gli altri, da soli ovviamente non si può fare granché, per ridurre le emissioni. E se vuole è ulteriormente svantaggiato dal fatto che le risorse che vengono destinate al Veneto all'interno del PNRR, che è il primo strumento che l'Italia si è dato per raggiungere questo obiettivo. Il PNRR è disegnato per raggiungere sia un obiettivo di sviluppo e crescita, ma soprattutto sviluppo e crescita sostenibili, quindi in grado di essere resilienti, di essere protetti dai cambiamenti climatici. Beh, queste risorse vanno essenzialmente nel sud, soprattutto in gran parte nel sud Italia, e quindi quelle che vengono lasciate al nord-est sono in gran parte insufficienti. Quindi abbiamo un duplice problema: dobbiamo fare molto, anche perché appunto poco è stato fatto negli ultimi 30-40 anni, e dobbiamo farlo con risorse che non saranno o saranno meno che in altre regioni quelle pubbliche. La sfida è quella che sottolineava lei, cioè è importante cambiare rotta rispetto alla mobilità, sia all'interno delle città, sia tra città, in un contesto comunque di città diffusa, in cui i collegamenti vanno ripensati in modo, direi, radicale, sia soprattutto nella produzione di energia, perché anche lì pensare di continuare con i combustibili fossili oramai è impossibile, e quindi il Veneto deve attrezzarsi per diventare autosufficiente, cioè un nuovo concetto di autonomia, se vuole, basato sull'idea che anche a livello di produzione energetica, attraverso le rinnovabili, possiamo raggiungere costi più bassi e stabilità dei prezzi in modo più rapido che in altre regioni. Ecco, lei ha parlato di città diffuse. Noi in Veneto abbiamo la città metropolitana di Venezia e abbiamo dei capoluoghi di provincia di media grandezza. Bisogna parlarsi. Se ciascuno crede di risolvere il problema della mobilità sostenibile all'interno del proprio ambito, senza considerare ad esempio l'importante fenomeno del pendolarismo, non va da nessuna parte, è corretto? Che è corretto, infatti serve un lavoro di grande collaborazione tra città e ovviamente all'interno della regione, perché è un ridisegno complessivo del sistema della mobilità che concentra al di fuori dei centri urbani molto della popolazione, e quindi c'è tutto il tema del pendolarismo, della connessione tra città, che va affrontato. E va affrontato appunto in modo innovativo e con grandi investimenti, perché i miglioramenti incrementali non cambierebbero la situazione. Ci vuole molto coraggio per disegnare un nuovo piano della mobilità in Veneto. Quanto l'elevato consumo del suolo in Veneto costituisce un macigno rispetto alle reali possibilità di cambiare passo, di ricucire le ferite del territorio?
Da un punto di vista della protezione dal cambiamento climatico è un macigno purtroppo rilevante, perché un territorio così fragile lo è anche perché c'è stato un eccessivo uso del suolo, non c'è dubbio, e un uso del suolo anche poco produttivo, perché come vediamo molti delle infrastrutture realizzate, dei capannoni, delle zone industriali realizzate sono largamente sottoutilizzate, perché è cambiato proprio il modo di produrre, c'è stata una forte decentralizzazione, sono cambiate tante cose in questi anni. Tornare indietro è difficile perché non abbiamo degli asset che sono lì e che è molto complicato smantellare. Però appunto credo che sia una scelta inevitabile. I danni che conseguiranno dal cambiamento climatico che arriverà tra 10, 12, 15 anni saranno molto più rilevanti di quelli dei costi che dovremo sostenere oggi per farvi fronte. La Commissione europea, nel documento che ha rilasciato 3 giorni fa, quello in cui descrive come affrontare la crisi energetica con la Russia, lo descrive molto bene questo. Dice: attenzione, è vero che stiamo pagando un grosso costo oggi per liberarci dalla dipendenza dal gas russo, ma allo stesso tempo anche per liberarci dalla dipendenza dai combustibili fossili. Ma tutto questo investimento ripagherà. Ci ritornerà indietro nel tempo, ritornerà indietro tra 10 o 15 anni, ma ci tornerà indietro, quindi con un po' di lungimiranza i risultati anche economici arriveranno. Ecco, ci siamo lasciati alle spalle l'era del capannone, ma ci ritroviamo nell'era della logistica. Giganti come Amazon o i colossi della grande distribuzione hanno bisogno di grandi strutture, riversano molti soldi sulle esangui casse dei comuni e promettono occupazione. E quindi c'è anche un dilemma etico di territorio, se vuole, di campanile. Cosa dovrebbe fare un sindaco minimamente sensibile? Fare le barricate? Oppure servono, e questo lo dicono in molti, degli strumenti di pianificazione territoriali più stringenti? Servono da un lato strumenti di pianificazione territoriale, ma servono anche delle regole più stringenti da parte dei comuni. Credo che se i comuni concordassero che comunque, qualsiasi sia la scelta dell'investitore della logistica, alcune regole si devono rispettare, come ad esempio quella visto che da un punto di vista economico oramai è una scelta assolutamente conveniente, che si lavori soltanto con mezzi di trasporto elettrici a zero emissioni nel territorio, quindi anche nelle città, non soltanto per quanto riguarda l'impatto globale. Questa è una scelta che tutti potrebbero fare congiuntamente, potrebbe essere una scelta regionale o dei singoli comuni, ma come minimo questo, cioè certo non risolve il problema degli ingorghi piuttosto delle congestioni stradali, ma almeno quello della qualità dell'aria non vado a peggiorarlo. E oggi chiedere che si lavori solo con camioncini elettrici è una scelta che per quel livello di chilometraggio che percorrono quel tipo di strumenti è una scelta economicamente conveniente. Ecco, lo ha richiamato lei all'inizio, il Veneto è area hotspot e richiederebbe quindi maggiori attenzioni rispetto a molti altri contesti territoriali. Se ci fosse un assessore regionale all'adattamento climatico e non c'è, cosa si sentirebbe di suggerirgli? Intanto di scrivere il piano regionale per adattamento. Purtroppo non abbiamo ancora il piano nazionale, siamo in ritardo di più di 3 anni rispetto all'impegno che avevamo preso con la Commissione europea. Se non ricordo male siamo anche l'ultimo paese a doverlo consegnare. Era stata fatta una prima versione, adesso stanno facendo una seconda, spero definitiva versione del piano nazionale. Ma poi il piano nazionale va declinato a livello regionale, quindi serve anche un piano regionale per l'adattamento e questo deve andare poi nel dettaglio della realtà territoriali, quindi serve per le zone montane per evitare che si ripetano impatti rilevanti come quelli di Vaia, serve per i bacini idrogeologici perché siamo soggetti a frequentissime inondazioni, serve per la laguna di Venezia per mettere in sicurezza tutto quel territorio e così via. Quindi noi abbiamo bisogno di questo piano che, ripeto, va comunque affiancato a un piano di ridisegno del territorio, perché la protezione del territorio passa appunto anche attraverso la mobilità
e a un piano per la produzione di energia con rinnovabili. Di nuovo, dobbiamo integrare tutte queste cose senza dimenticare che senza un piano per il digitale e di nuovo per una grande infrastrutturazione digitale saremo sempre in ritardo. Oggi il digitale è il fattore abilitante di tutte queste trasformazioni e di nuovo il territorio ne avrebbe un gran bisogno di un'infrastruttura ad alta velocità e ancora non ci siamo. Tutti parlano di Venezia, noi abbiamo un approccio diverso, ci stiamo occupando di tutto tranne Venezia, però una domanda su Venezia è giusto che io gliela faccia. Venezia e la Gronda lagunare. Venezia, per fortuna, seppur con grande lentezza, oggi è arrivata ad avere il MOSE e il MOSE è uno strumento di protezione importante per i prossimi decenni. Quindi certo, se non fossimo in grado di contenere le emissioni, nemmeno il MOSE sarà sufficiente. Però io ritengo che saremo capaci, cioè c'è la volontà, c'è anche la convenienza economica per riuscire a introdurre quelle trasformazioni che ci permetteranno di contenere l'incremento di temperatura intorno a 1,5 gradi, 2 gradi al massimo, e questo limiterebbe l'incremento del mare e quindi renderebbe il MOSE sufficiente. Se il MOSE è sufficiente e verrà ovviamente migliorato, aggiornato, sistemato nel corso dei prossimi anni, la città sarà protetta. Serviranno delle protezioni ulteriori perché appunto il mare inevitabilmente, ormai i dati sono molto ben chiari da questo punto di vista, inevitabilmente aumenterà anche se fossimo virtuosi di un altro 25-30 centimetri e quindi dovremmo mettere sotto protezione tutta la zona costiera, non soltanto la città di Venezia. La ringrazio. Grazie a lei.